Buon pomeriggio naturalmente a tutti voi, benvenuti a questa nuova inaugurazione di questo centro del Victoria Center, perché effettivamente è un centro che è stato così inaugurato da pochissimo, ha avuto una lunga gestazione, travagliata, ma credo che questo spazio riservato ai giovani e ai giovanissimi per quanto riguarda lo skate che andiamo a inaugurare adesso, ma soprattutto quello che sta, diciamo, alla nostra destra, che è un edificio che può ospitare i nostri giovani senza che possano andare in giro, diciamo, rimanere in città senza andare in giro nelle altre città, appunto, lasciando in pensiero i propri genitori. È un progetto sportivo che va a inserirsi, diciamo, in quella che oggi è la nostra festa dello sport, fatta dalle scuole medie, che coinvolge le attività, diciamo, del Victoria Sport, del Palazzetto dello Sport, del- della pista di atletica e del centro Marco Polo, e sono, diciamo così, questa festa dello sport che coinvolge non solo le società sportive del comune di Vittorio Veneto, ma anche dei comuni limitrofi. Proprio perché noi intendiamo dare molto spazio ai giovani, lo sport è un modo per confrontarsi, per capirsi, e quindi benvengano queste attività, e un grazie soprattutto ai nostri uffici comunali che hanno dato grandissimo risalto. È la terza festa dello sport, quindi è una continuità, e ringrazio soprattutto tutti i presidenti delle società che hanno partecipato, e spero che anche le altre che non hanno partecipato in questi anni possano aderire a questa buona iniziativa che vede i nostri giovani del comprensorio assieme, diciamo, in questa che è un modo di socializzare estremamente importante. Quindi passo la parola naturalmente al nostro assessore provinciale Speranzon, che porta naturalmente i saluti del presidente della provincia Leonardo Muraro, ma che va a inserirsi, diciamo, il comune di Vittorio Veneto nella provincia di Treviso in quelle che sono tutte le attività sportive che coinvolgono la provincia di Treviso, che è una delle province più sportive d'Italia, sicuramente la più sportiva perché ha il maggior numero di tesserati in assoluto, quindi vuol dire che lo sport fa parte del nostro DNA. Quindi buon skate park, fatene un buon uso, magari se venite col caschetto sarebbe meglio. Capisco che abbiamo tutti la testa dura noi vittoriesi, però insomma cerchiamo di non rovinarlo con la testa, insomma, ecco qua. Quindi è una nota così di serenità, ma insomma state attenti perché insomma farsi male c'è sempre, è meglio di no. Grazie a tutti, buon pomeriggio, e passo la parola al nostro assessore provinciale. Grazie Sindaco, buongiorno, vi porto il mio saluto e saluto anche del Presidente della provincia di Treviso Leonardo Muraro. Saluto il Sindaco Antonio Darè, la Giunta, il Consiglio Comunale, la comunità di Vittorio Veneto, la comunità giovanile qui, ma anche quella che sta giocando lì in fondo e divertendosi alla festa dello sport. Io intanto vi ringrazio per l'invito e sono venuto volentieri perché a Vittorio Veneto nel corso degli anni l'amministrazione comunale ha investito in buone politiche giovanili. Queste sono scelte credo condivise e partecipate anche dalla parte di chi usufruisce degli impianti, quindi dai cittadini di oggi e di domani della città di Vittorio Veneto. Questo è un percorso importante, dà anche una capacità di autonomia a loro, di stimolo alla loro creatività in un impianto come questo, uno skate park dove a gruppi loro si muovono nella città a seconda delle loro inclinazioni sportive o alle loro capacità anche di stare insieme come gruppi alla pari. Questo è anche un progetto educativo, è stato ripetuto prima, e giustamente avete intitolato questa festa Sport, due punti, scuola di vita. Lo sport educa ai valori condivisi che servono poi per praticarlo, ma anche per vivere in aggregazione con gli altri, in cooperazione con gli altri, rispettando i compagni di squadra per il gioco di squadra, rispettando gli avversari, rispettando i garanti del gioco che sono i giudici di gara. E quindi lo sport abitua anche a quelle capacità di mettersi in gioco con se stessi, raggiungere i propri limiti e poi competere con gli altri. Qui invece è un impianto di puro divertimento, questo è uno sport di alta capacità spettacolare e loro si divertono in primis. Come tutti gli sport, e i genitori lo sanno, è il divertimento e poi c'è anche il talento. Se c'è il talento poi qualcuno emerge
a livelli di eccellenza, come qui in alcune associazioni a Vittorio Veneto sportive avete dei talenti dello sport che raggiungono risultati nazionali e internazionali. Cosa dire ancora di quest'area? Quest'area è un polivalente da qui fino al centro commerciale in fondo, con impiantistica, dotazioni adeguate per praticare sport per tutti. Lo sport non è solo per i giovani, ma anche per la condizione adulta e per un mantenimento di salute, è anche un progetto di salute, e quindi è bene che qui ci siano anche gli adulti a praticare e utilizzare gli impianti della comunità, e questo credo sia, insieme a un altro, se ricordo bene, Montebelluna, uno degli impianti più attrezzati per questa disciplina sportiva. E quindi complimenti all'amministrazione di Vittorio Veneto per una programmazione continua di interventi nell'impiantistica sportiva, nelle varie discipline, e per avere anche una visione d'insieme con la partecipazione diretta dei giovani. Partecipare con loro alle scelte è la miglior cosa per noi amministratori. E poi, come è stato ripetuto dal sindaco, questa provincia ha grandi capacità di aggregazione, di promozione, di organizzazione di eventi sportivi, perché c'è una base solida. La base è formata da associazioni sportive di volontari, di dirigenti preparati e competenti, di persone che mettono a disposizione risorse finanziarie come sponsor e aziende delle varie comunità, e poi c'è una regia istituzionale dai comuni alla provincia e anche alla regione per permettere di praticare sport e di assistere a eventi medio-grandi, nazionali, internazionali. Quindi grazie anche a Vittorio Veneto. Ragazzi, buon divertimento, ciao a tutti. Grazie, passiamo al taglio del nastro, non prima di sottolineare che lo skate park è completamente gratuito, perché qualche malelingua dice che è a pagamento. È assolutamente gratuito, venite quando potete, quando volete. Passiamo al taglio del nastro. Bambini, venite tutti da questa parte, ragazzi venite tutti da questa parte, che assieme tagliamo il nastro.